Nasce nel tentativo di fare concorrenza quest'anno a Babbo Natale, nel senso che vorremmo portare felicità e serenità a tutti i bimbi e le famiglie di Treviso. È aperta fino al 30 di marzo e siamo qua in lungo Sile Mattei 29 a Treviso. Presentiamo il Winter Village, che è la nostra versione di un paesaggio, di un piccolo villaggio invernale e natalizio, che è nato proprio con lo scopo di una charity, e poi quest'anno presentiamo anche la nostra versione in Lego di un libro nato per frenare il bullismo e il cyberbullismo. Le opere vengono composte normalmente da equip di persone e sono opere che vengono realizzate in lunghi tempi, diciamo da mesi a anni, possono essere turnate diverse persone nella realizzazione e i pezzi devono essere contati nell'ordine dei milioni. La mostra della speranza è la mostra anche dei sogni, quei sogni che ci sono stati un po', siamo stati costretti a mettere da parte a causa della pandemia. Qui possiamo tornare a sognare, a viaggiare, lo facciamo attraverso queste opere d'arte, attraverso i mattoncini dei Lego con i quali tutti noi abbiamo giocato, però soprattutto, come dicevo, possiamo tornare ad emozionarci, e io sinceramente nel vedere queste sculture, queste opere, questi giochi mi sono veramente emozionato. Mi è venuta anche voglia di tornare a giocarci sinceramente, quindi invito tutti a venirla a visitare. Ringrazio Giulia Maria che si è fatta portavoce di quella che era la voglia di tutti i visitatori delle scorse edizioni di tornare, e quindi ha realizzato questo sogno, e la ringrazio perché poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma lei ha dimostrato che con la determinazione si possono ottenere dei risultati importanti. Quindi buona mostra dei Lego a tutti e emozionatevi.